Inizi tu? Sì, prego. Ecco Marco, pensavo, non avevo dubbi che cominciavamo da te, visto che sei appunto capitano della tua 11ª stagione qui a Portogruaro. Ecco, come si apre questo campionato, tanti nuovi arrivati e come la vedi insomma quest'anno? Ormai è un po' lo stile ormai sia della categoria ma anche della società è questo di rinnovare ogni anno, cercando di puntare sempre su giovani emergenti, quindi c'è una curiosità iniziale come è giusto che sia, però insomma veniamo ormai da un mese e mezzo di lavoro, fatto bene, abbiamo riposato la prima, quindi siamo anche curiosi noi e ansiosi di fare questo gioco in campionato. Cosa può fare questa squadra? Intanto salvarsi freddamente? Diciamo che salvarsi è l'obiettivo minimo, poi allo stesso tempo può essere anche l'obiettivo massimo, nel senso che se viene una salvezza l'obiettivo minimo è stato raggiunto, quindi comunque è stato fatto quello che si doveva fare. E non conoscendo, perché ormai più guardo le formazioni, però non conosco nemmeno tanto neanche gli avversari, perché vengono su leve giovani che non hanno dei trascorsi in categoria, quindi non li conosco, quindi anche a parte qualche squadra mi sembra che un campionato sia più o meno questo, quindi è un'incognita dire anche cosa possiamo fare. Secondo me dobbiamo partire forte, bene, subito e poi una partita alla volta. Non è una frase di circostanza, ma penso che sia veramente quello che dobbiamo fare. Cioè, l'anno scorso avevate perso anche le prime due di campionato, no? Non avevate neanche segnato, se non ricordo male, nelle prime 2 giornate di campionato. Poi da quella partita casalinga con la Carrarese, no? Ci fu questo grande periodo che è durato fino a Natale, e poi dopo il calo nel girone di ritorno con pochi exploit, quello ricordiamo come il Trapani. Ecco, un girone un po' diverso da quello dell'anno scorso, un girone che ritorna ad essere abbastanza omogeneo geograficamente. Con questo Lecce sappiamo che Giustizia Sportiva ha portato al cambiamento Vicenza-Lecce, Lecce che pare essere la squadra più forte. Ripartita da Lumezzane, un avversario che ha perso la prima, e questo giocare contro chi ha perso a me dispiace. Sì, giocare contro chi ha perso vi mette subito pressione, mette pressione a loro. La squadra di Lumezzane ha fatto tanti prestiti dal Chievo, loro lavorano molto con il Chievo, una squadra che viene indicata tra l'altro come una di quelle che può fare i playoff, per esempio. Qualcuno dice appunto potrebbe addirittura puntare proprio a giocarsi il campionato. Questa è un'esagerazione, ma comunque subito un avversario importante. Sì, perché comunque allora partiamo dal fatto che è un avversario che ha perso la prima di campionato, quindi un avversario che avrà un impatto alla partita importante. Viene da una settimana dove ha perso, quindi una settimana dove vuoi o non vuoi hai un tasso di concentrazione superiore alla norma, perché vieni da un passo falso, giochi in casa, parti forte, vuoi vincere, quindi sarà difficile. Una squadra che ha fatto un buon campionato l'anno scorso, una squadra che è stata rinforzata con 3-4 giocatori importanti, giocatori che hanno fatto la Serie B l'anno prima, con esperienze anche, c'è Marco Lino ha giocato anche in Serie A, Torri è un giocatore che ha fatto la Serie B, quindi è una squadra che anche in piccolo Albinone, quindi vedendo, è una squadra che, se prendi una squadra che ha fatto bene e ci metti dentro 3-4 giocatori importanti, è giusto pensare che sia una squadra che punta a fare un campionato di vertici, sono d'accordo. Va bene, grazie. Marco, io volevo chiederti sul tuo ruolo, torni a giocare trequartista dopo un'annata che hai fatto calcio regista, insomma, davanti alla difesa. In queste prime uscite, in questo primo mese e mezzo di lavoro, come ti sei trovato? Beh, è il mio ruolo naturale, quindi innegabile, mi sono trovato bene e mi diverto anche, se possibile, a momenti, anche se in questo momento la gamba e la fatica magari fa divertire un po' meno, perché i carichi di lavoro sono importanti, la gamba non gira ancora come dovrebbe, ma questo fa parte sia del momento sia delle mie caratteristiche, che all'inizio stagione faccio sempre un po' fatica, però i movimenti sono giocare più vicino alla porta, poter mandare i compagni davanti al portiere, sono tutte cose che fanno parte delle mie caratteristiche, quindi sicuramente sono felice del mio ruolo, ecco, spero di poterlo ottenere fino a fine anno. Ti
chiedo l'ultima cosa riguardo al mister, insomma, è nuovo anche per voi, insomma, com'è stato questo impatto, che tra l'altro vedevo nelle amichevoli uno che parla molto, cioè dialoga molto con la squadra, vedo che li chiama spesso, negli allenamenti è lo stesso, un modo diverso rispetto agli altri? No, vabbè, ogni allenatore è fatto a modo suo, il mister parla molto, partecipa molto presente nell'allenamento e lo vive, no? Quindi è normale che se uno viene a vedere l'allenamento vede una persona completamente immersa in quello che sta facendo. Sta lavorando, sicuramente non sta a me non giudicarlo perché non ho assolutamente proprietà per farlo, però sicuramente sta lavorando bene, sono tutto lo staff, uno staff che si vede che lavorano da anni insieme e stanno lavorando bene. Io spero che questo lavoro, che sicuramente verrà fuori, spero venga fuori subito, insomma. E poi quello che ho notato nell'immediato è la capacità comunque di scindere il campo dal fuori, nel senso la battuta nel momento che sei fuori dal campo, quindi ti fa anche parlare d'altro, no? Quindi vuol dire una serenità della persona stessa che poi invece quando inizia l'allenamento si concentra su quello che bisogna fare, quindi insomma da questo punto di vista è sicuramente piacevole come persona. Perfetto, grazie. Quest'anno si parte con una rosa almeno al momento molto ampia. Questo crea un po' di più competizione positiva o negativa all'interno dello spogliatoio? Ma la competizione sì, può essere, come dice lei, una lama a doppio taglio, perché comunque a volte si vedono campionati fatti da squadroni con grosse rose che fanno un campionato inferiore rispetto a una squadra che ha 13-14 giocatori. Però siamo una squadra giovane dove si parte più o meno tutti alla pari, quindi c'è una competitività sana, ci sono delle gerarchie precarissime, quindi è un attimo che uno che sta giocando oggi domani possa giocare un altro, e vedo che i ragazzi, conoscendosi e vivendo anche assieme, sicuramente vivono una competizione sana, insomma, non è che si guffa il compagno che giochi male o che si faccia del male, perché comunque sono dei ragazzi che fuori dal campo vivono assieme. Un'ultima cosa, una battuta, qual è l'insidia che sentite maggiormente nella prima partita? È il fatto che loro hanno già avuto un impatto col campionato e noi no, nel senso che la prima giornata del campionato è sempre un punto di domanda. A volte si dice che le prime giornate di campionato le squadre piccole vogliono giocare contro quelle forti perché non siamo ancora con la testa completamente in campionato, quindi il problema nostro può essere quello di arrivare a domani in un modo, mentre il Lumezzana, che ha avuto l'impatto col campionato e ha pure perso, sia mentalmente un scalino avanti. Quindi dobbiamo, secondo me, può essere l'idea principale. Grazie.